Domenica sera da incubo, nubifragi, raffiche di vento colpiscono il veneziano, il padovano e il trevigiano, 160 interventi dei vigili del fuoco, alberi sradicati e finiti a terra, il tetto di un asilo scoperchiato e lungo la riviera del Brenta ha rivissuto l'incubo del tornado a 3 anni esatti dal dramma. Maxi operazione dei carabinieri, quasi 400 auto sequestrate in tutta Italia, servivano numerose bande per rapine e furti ed erano intestate a un prestanome. 2 ragazzine travolte da una Jaguar mentre attraversano una strada sulle strisce pedonali a Tiene, una delle 13enne in rianimazione a Padova. Voli troppo ravvicinati a Quinto di Treviso, nuova denuncia viene da un residente che ha visto le tegole della casa volare via ed essere danneggiate per il passaggio di un aereo che ha sfiorato l'edificio. Il racconto shock di alcuni ragazzini padovani che avrebbero riferito ai genitori di essere stati puniti anche con delle bastonate dagli animatori durante un campo estivo a Valdobbiadene. 21enne senegalese aggredisce a pugni e morsi un controllore che l'aveva sorpreso senza biglietto su un mezzo pubblico a Padova. Continua il nostro viaggio nella memoria della Grande Guerra. Stasera vi mostriamo la gavetta originale conservata da una famiglia e carica di tantissimi ricordi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre parlando della intensissima ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sera su 3 province del Veneto, veneziano, padovano e trevigiano, con 160 interventi dei vigili del fuoco, soprattutto e non solo per il nubifragio ma anche per le fortissime raffiche di vento e tanti alberi finiti in strada o anche sulle abitazioni. Il maggior numero di interventi, quasi un centinaio, lungo la riviera del Brenta, proprio in una giornata, ieri, l'8 luglio, nel quale cadevano i 3 anni dal tornado della riviera del Brenta, e così si è rivissuto quell'incubo. Un incubo che non se n'è mai andato e che ieri sera, intorno alle 21, si è nuovamente palesato davanti agli occhi degli abitanti della riviera del Brenta, proprio nel giorno in cui ricorreva il 3° anniversario del terribile tornado che mise in ginocchio diversi comuni, causando la morte di un uomo, il ferimento di decine di persone e una devastazione senza precedenti. Il maltempo è tornato a terrorizzare gli stessi territori di 3 anni fa. Il cielo che diventa all'improvviso scuro e poi un vento fortissimo che spezza rami, cartelli stradali e grosse piante. Una novantina le richieste di intervento ai vigili del fuoco lungo la riviera del Brenta, ma anche a San Donà e poi Mira, Mirano, Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo, Vigonovo, Pianiga, Spinea e Dolo. Ma i pompieri ieri sono stati impegnati un po' in tutto il Veneto con oltre 160 interventi, in particolare tra Padovano, Veneziano e Marca Trevigiana. Qui quasi una trentina le richieste da parte dei cittadini, soprattutto nel comune di Preganziol, dove le forti raffiche di vento hanno parzialmente scoperchiato un asilo. Interventi anche a Quinto, Castelfranco, San Pietro di Feletto, Treviso, Cappella Maggiore, Casale sul Sile e Villorba. E come dicevamo, anche nel padovano, soprattutto colpita la zona del Piovese. Allagamenti, blackout, pali, alberi e cornicioni caduti, nessun ferito ma diversi danni e decine di chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. L'ondata di maltempo che nel fine settimana si è abbattuta sulla provincia di Padova ha lasciato il segno in particolar modo nel Piovese. Piove di Sacco è stata investita da una forte grandinata, interessando comunque anche il capoluogo e soprattutto parte del Conselvano. In totale le richieste di intervento ai vigili del fuoco sono state 45. E adesso l'operazione dei carabinieri, un'indagine iniziata da Mestre che ha coinvolto tutta Italia con un maxi sequestro di veicoli, quasi 400 che venivano usati da bande, numerose bande criminali per rapine e furti, ed erano intestate tutte a una stessa persona, ovviamente un prestanome. Allora sta seguendo questa indagine, questa inchiesta per noi da Mestre il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso, raccontaci. Sì, buongiorno a tutti da Mestre. È partita proprio qui dalla provincia di Venezia l'operazione che sta portando al sequestro di 386 veicoli tra auto e moto in tutta Italia e anche al di fuori dei nostri confini. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia che in seguito a un'indagine
su autovetture utilizzate per commettere reati a anziani e fasce deboli in tutta la città metropolitana hanno permesso di capire come tutte queste auto rispondevano a una rete, diciamo così, logistica di supporto che si occupava di fornire mezzi a varie associazioni criminali. Sotto i riflettori di questi carabinieri è finito un 28enne siciliano che aveva intestate centinaia e centinaia di questi veicoli, intestati naturalmente in maniera fittizia, nel senso che lui faceva tutte le carte necessarie e però queste auto non erano nella sua disponibilità, ma in quelle di bande, soprattutto di rom e di nordafricani con precedenti penali di polizia. Un sistema esteso in tutta Italia e, come si diceva, anche all'estero, tant'è che adesso questi 386 veicoli che sono stati sequestrati soltanto in parte fisicamente sono stati inseriti nei database di tutte le polizie internazionali in modo che una volta individuati possano essere sequestrati. Il 28enne è accusato di un reato che si chiama induzione in errore di pubblico ufficiale in falsità ideologica in atti pubblici. Non è certo uno di quei reati per cui ti mettono in prigione e buttano via la chiave, ma quello che è importante, sottolineano i carabinieri, è che si colpisce un gran numero di gruppi criminali privandoli dei mezzi necessari a spostarsi in anonimato e a commettere questi reati. Per il momento è tutto da Maestre, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. A proposito di auto, parliamo invece di un'auto che ha travolto due ragazzini di appena 13 anni ieri nel tardo pomeriggio a Tiene, in via Val Cismon. Ci sono due ragazzine che sono ricoverate in ospedale al San Bortolo di Vicenza, una in particolarmente grave, in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica. L'auto che l'ha investita è una Jaguar. E è successo appunto poco prima delle 19, in base alla ricostruzione della polizia locale del Consorzio Nord-Est Vicentino. Le due amiche avevano quasi raggiunto il marciapiede a lato della carreggiata dopo aver attraversato le strisce pedonali quando una Jaguar le ha travolte e quindi c'è stato questo grave incidente e adesso c'è il fiato sospeso ovviamente per le condizioni di questa ragazzina di 13 anni. Ragazzini invece padovani, quelli che hanno denunciato violenze vere e proprie, metodi da caserma in un campo estivo nel Trevigiano Valdobbiadene. La denuncia viene da ragazzini padovani della parrocchia dell'Arcella. Accuse pesanti che spetterà ora alle forze dell'ordine accertare. Sono quelle che dei genitori avrebbero rivolto ad alcuni animatori di una parrocchia padovana che, stando a quanto raccontato dai figli, avrebbero messo in atto dure punizioni durante il campo estivo. I bambini di prima e seconda media che hanno trascorso una settimana tra le colline di Valdobbiadene, ieri, quando si sono riuniti alle rispettive famiglie, avrebbero riferito a mamma e papà quanto sarebbe accaduto durante quei giorni. In particolare 3 dodicenni avrebbero raccontato che alcuni animatori, per mettere fine a comportamenti maleducati, avrebbero messo in atto metodi da caserma che, stando sempre alla testimonianza dei giovani, sarebbero degenerati in alcuni episodi durante i quali sarebbero arrivate addirittura delle bastonate, al punto che uno dei ragazzini ieri è stato visitato al pronto soccorso. Il parroco della chiesa che aveva organizzato il campo estivo intanto respinge ogni accusa. Ora non resta che attendere le indagini delle forze dell'ordine. Continuano e siamo nella Marca trevigiana le polemiche a Quinto di Treviso per l'aeroporto e i voli troppo vicini alle case. Continuano le polemiche dopo l'ennesimo episodio di tegole volate dal tetto di un'abitazione e anche danneggiate, come vediamo. Questo è il video del residente che ha subito questo danno pochi istanti dopo il passaggio di un velivolo. L'area interessata è quella delle case che si trovano proprio sulla linea di decollo e atterraggio degli aerei in centro al paese, che vedono gli aerei passare a pochi metri dal tetto. L'ultimo episodio è accaduto venerdì poco prima di mezzogiorno e si è sfiorata la tragedia perché l'inquilino della casa stava per uscire quando ha sentito un forte tonfo in giardino in concomitanza con il passaggio dell'aereo. Se solo fosse uscito qualche istante prima avrebbe potuto essere colpito dalle tegole piombate al suolo. Lasciamo adesso la cronaca per un attimo per parlare della corsa di Cortina 2026, la corsa per la candidatura, per ottenere la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Domani è il giorno della decisione del CONI. Come sapete il numero 1 Giovanni Malagò ha ricevuto in questi giorni 3
dossier. C'è stato anche la direttiva del governo dopo il Consiglio dei Ministri di un vero e proprio decalogo per basare la decisione su scelte prevalentemente tecniche. Ovviamente le polemiche non mancano in questi giorni su eventuali pressioni politiche, ma arriva proprio in questo giorno l'ultimo appello da parte delle categorie economiche, a partire da Confturismo e Federalberghi Veneto, con Marco Michelli che dice Cortina e le Dolomiti unica candidatura autenticamente montana. Nel rush finale verso la decisione del CONI per la candidatura dell'Italia c'è il presidente Michelli che lancia la volata ai colleghi presidenti chiedendo il sostegno corale all'unica candidatura, dice, degna di questo ruolo per le Olimpiadi invernali, una vetrina internazionale che parte dalla Regina delle Vette per estendersi a tutte le Dolomiti. La questione non riguarda solo il governatore Zaia, dice Michelli, ma tutti noi che siamo uniti in questo match. Gli fa eco il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, che dice Torino le ha già ospitate nel 2006, Milano ha avuto l'Expo, ora tocca alle Dolomiti. Sono gli ultimi appelli, insomma, in vista della decisione di domani molto attesa del CONI. Peraltro in ballo, a proposito di montagne, c'è anche la polemica sulla questione Marmolada, lo tra virgolette scippo della Marmolada dopo la decisione dell'Agenzia di Roma di spostare i confini, una Marmolada completamente trentina. La rabbia è quella della montagna bellunese e un comune in particolare, quello di Rocca Pietore. È una follia, cioè non ci si può non arrabbiare di fronte a una cosa del genere. Hanno trattato il Veneto e ancora di più il comune di Rocca Pietore veramente come una pezza da pavimento, insomma. La rabbia del sindaco di Rocca Pietore è quella di tutta la montagna bellunese. Rocca Pietore, il comune che ha visto ridefiniti gli spazi con la confinante Canazei e la perdita veneta della Marmolada. Un blitz in piena regola secondo il primo cittadino, perché quel decreto dell'Agenzia del Territorio di Roma è datato 24 maggio in pieno stallo di governo. Ho capito tutto, ma anche la modalità con la quale il 24 maggio è stata firmata quel decreto e comunicato in via ufficiale alla provincia di Trento e solo per conoscenza alla Regione Veneto e al comune di Rocca Pietore nemmeno una riga, mi sembra una modalità alquanto scandalosa a livello amministrativo. Il comune seguirà la regione nella battaglia legale e nel ricorso, ma secondo il sindaco bisognerebbe andare oltre un atto amministrativo e porsi diversi interrogativi. Portata avanti la cosa, cioè si poteva fare, il dirigente poteva fare una cosa del genere, è stata una cosa unilaterale, la linea di confine chi è che gliel'ha data? Gliel'ha data Trento. Una mossa che porta chiari benefici economici al Trentino. Confine prima perlomeno quello della linea dell'Algalan lasciava alle nostre funivie a monte anche una certa pertinenza fuori dalle stazioni di arrivo, quindi Serauta e Punta Rocca. Questo permetteva sia un certo movimento, una certa possibilità di gestione delle funivie stesse e purtroppo per la parte trentina era un grosso impedimento al fatto che vogliono arrivare su anche dalla parte trentina della Marmolada con degli impianti funiviari. Ma che avrà una conseguenza pesante per la Marmolada. Se questo accade, la Marmolada esce dal patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, quindi, questo ce l'hanno già detto, la Marmolada è entrata nell'UNESCO già con difficoltà per la presenza delle nostre funivie. Se dovessero esserci eventualmente anche dall'altra parte degli impianti di risalita ulteriori, la Marmolada esce dal patrimonio mondiale dell'umanità. Questo dunque l'allarme del sindaco di Rocca Pietore. Dalla polemica sulla Marmolada torniamo alla cronaca. Ancora una volta un controllore che viene aggredito mentre sta facendo il suo lavoro, aggredito da un passeggero senza biglietto. Accade a Padova. Pugni e persino un morso al braccio di un controllore che lo aveva sorpreso senza biglietto all'altezza di Corso del Popolo. È finito in manetti un 21enne di origine selegarese salito sui mezzi pubblici senza pagare, che alle osservazioni del controllore ha risposto con una violenza non solo verbale nei suoi confronti e in quella dei due colleghi che erano accorsi in suo aiuto. È stato arrestato dalla polizia per lesioni e violenza pubblico ufficiale.
I carabinieri di Ariano Polesine hanno salvato un uomo che aveva minacciato il suicidio lanciandosi da un ponte sul fiume Po di Venezia a Corbola, nel provincia di Rovigo. È stato un passante a chiamare il 112 segnalando la presenza di un uomo in stato confusionale sul ciglio della strada nei pressi del ponte che guardava al di sotto della protezione. Alla vista dei militari lo sconosciuto ha scavalcato la sponda di sicurezza minacciando di lanciarsi nelle acque sottostanti. Dopo una breve trattativa i carabinieri sono riusciti a convincere l'uomo a rientrare, ma al sopraggiungere di un familiare ha scavalcato nuovamente la barriera di protezione minacciando ancora di lanciarsi. A quel punto uno dei militari con uno scatto fulmineo ha afferrato lo sconosciuto e con l'aiuto di un collega lo ha portato lontano dal ponte. L'uomo, un 45enne di Adria, è stato affidato ai sanitari che lo hanno portato poi all'ospedale di Rovigo. Adesso a Mestre, o meglio a Campalto, per dare voce alla protesta dei residenti di via Martello. Non è la prima volta che andiamo in questa zona della terraferma mestrina per raccogliere tante voci di disagio. Sentiamo perché. Ghettizzate. Non c'è altra definizione per la decina di famiglie residenti in via Martello a Campalto, tra strade dissestate, pericoli per i bambini non segnalati né messi in sicurezza, neppure un cassonetto nel raggio di centinaia di metri. Si sono dimenticati e ci hanno abbandonato tutti, anche le forze politiche. È uno schifo. I problemi dei pochi residenti di una zona già non tra le più curate della città sono cresciuti esponenzialmente con i cantieri della Valenari bis. A un centinaio di metri dall'imbocco della strada, laterale di via Orlanda, una vera e propria voragine restringe di fatto la carreggiata percorsa spesso e volentieri da grossi camion. È una cosa inaudita perché quando esco per andare al lavoro, mia moglie cresce, cioè si trova la buca, i camion stanno tutti sulla corsia dalla parte opposta e rischiamo ogni volta di fare un patatrack, insomma, rischiamo la vita. Ad ogni pioggia la strada diviene poi a dir poco impercorribile. Se viene una bomba d'acqua, noi andiamo sotto acqua. Non si è mai visto nessuno. Il nostro sindaco, dov'è il nostro sindaco Brugnaro? O chi ne fa le veci? Vedere in che condizioni che siamo presi. I cassonetti dell'immondizia si trovano a grande distanza dalle abitazioni. In bicicletta mi faccio 1 chilometro a portare vetro, plastica, ramaglia, in bicicletta. Ho 77 anni. Inevitabile quindi la rabbia dei cittadini, specie i più anziani. Avevano fatto delle promesse per fare i lavori e non sono state mantenute. In ogni modo non è serio per questi anziani che abitano in queste case qua. Sono una cittadina come gli altri, pago le tasse e vorrei sapere che fine che faccio. Tra le richieste più volte formulate, quella di collegare l'attuale cul-de-sac con via Gobbi attraverso l'apertura di un passaggio in via dei Lamponi. Basterebbe una variazione minima dei lavori attualmente in corso, ma finora la voce dei residenti è rimasta inascoltata. Perlomeno che ci diano la possibilità di una pista ciclabile o pedonale, in maniera che 2 bambini o le persone che hanno una certa età non abbiano nessun problema di uscire su una strada molto pericolosa dove è trafficata di camion e un pericolo costante. Come sempre, per segnalare disservizi, problemi della vostra via, del vostro comune, del vostro quartiere, lo dico ad Antenna, lo spazio dedicato a voi, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Adesso ci separiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Eccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale per parlare dell'attività di una ventina di ragazzi tra 13 e 16 anni che hanno partecipato alle attività organizzate dalla Protezione Civile degli Alpini, una settimana intensa per questi ragazzi a Pederobba. Prima di tutto devo controllare i dintorni se per caso ci sono pericoli. Perfetto, ti avvicini alla persona. La rotazione dello stato di coscienza. Svegliati. La chiami, la tocchi, non risponde, diamo l'allarme. Chiamo il 118. Bravissima. E parto con compressioni toraciche. Mani in mezzo al torace, bene.
Giovanissimi a lezione di primo soccorso, non è attività scolastica estiva, ma un assaggio pratico di che cosa potrebbe essere il servizio di formazione pubblica giovanile o più semplicemente la mini naia. La sezione di Treviso è il 6º anno che fa campi scuola. Spero di continuare con altri giovani, con altri volontari, di continuare a trasmettere la nostra esperienza ai ragazzi. In molti e non solo durante le adunate alpine chiedono il reintegro del servizio obbligatorio per ragazzi e ragazze, dove si impara come agire in caso di emergenza, ma anche le regole di civile convivenza e non ultimo il rispetto per gli altri. E qui a Pederobba da diversi anni gli alpini con il SUEM e la protezione civile organizzano i campus dove i giovani per una settimana vivono in comunità, senza i genitori, seguiti e sorvegliati dalle penne nere. Questa settimana da sabato scorso ogni 4 ore hanno un'attività diversa. Cominciando da domenica, sabato sono arrivati, montaggio tenda. Poi corso radio, corso topografia, lezioni con i carabinieri sul bullismo e non solo. Per il bullismo, per il sito web, perché è un pericolo per i ragazzi giovani come sono questi qua di 13-14 anni, e nel pomeriggio abbiamo fatto tematica idraulica, un giorno abbiamo fatto antincendio boschivo con le squadre antincendio. Attività intensa per questa ventina di giovanissimi con nottate in tenda e giornate catturate dalla loro curiosità. Certo, lo storico servizio militare era un'altra cosa, ma pensare di allungare un anno la formazione di questi cittadini di domani non è più soltanto un'ipotesi. Questa è una settimana di ragazzi di protezione civile un po' intensa, vivono come una mini naia, devono sapere comportarsi come si sta in una piccola mini naia, e non è che noi chiamiamo per nome, per i ragazzi alla radunata, hanno la propria tromba, i propri suoni, è come fossi in caserma. Siamo all'appuntamento con i nostri oggetti dedicati alla Grande Guerra, alla memoria. Oggi scopriamo come una semplice gavetta sia per una famiglia il ricordo della guerra e non solo della Grande Guerra. Un nome in una gavetta. Insieme racchiudono non una storia, ma milioni di vicende, quelle dei soldati italiani della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. La gavetta è, con il fucile 91, il simbolo del Fante. Oggetto poi portato a casa da chi ha avuto la fortuna di ritornare. Gavetta di guerra, che per la famiglia di Luigi Caldato è il ricordo del papà, ma soprattutto dello zio, classe 1898. Suo padre e suo zio sono ricordati, sono rappresentati da questa gavetta. Sì, e devo dire che questo è un ricordo prezioso, perché l'abbiamo sempre tenuta nel magazzino come scorta, però sempre viva, e ogni tanto l'occhiata gli si dà, no? Perché veramente ti fa ricordare cosa è stato e cosa hanno il percorso che hanno fatto durante queste due guerre. Ecco perché in ogni casa c'è un oggetto che proviene dal fronte, mai nascosto, ma nemmeno esibito. In alcuni casi ancora oggi viene usato per le quotidianità familiari. In casa del presidente dell'ISRA di Treviso, questa gavetta sta nel magazzino, tra gli attrezzi per l'orto, nella consapevolezza che lo zio vorrebbe così. Si chiamava Guido e era del 1898. Lui era ai confini del Grappa, tra Borso e Cavaso, mi diceva, su quella zona lì, e lui la fece proprio in prima linea. Allora lui però fu ferito, e ricordo che mi diceva che per quasi un anno fece l'assistente a un medico al campo di infermieristico medico, cioè aiutava il medico sul campo di battaglia. Ma lo zio Guido non ha mai raccontato di più. Tale era lo sgomento provato in quei mesi come infermiere al pronto soccorso della prima linea. Lascio immaginare quale poteva essere il ricordo su un ragazzo di allora 18, 19 anni, 17, quindi voglio dire, loro l'avevano presa con lo spirito della battaglia, della voglia di portare alto l'onore dell'Italia, e quella è stata la nostra forza, diciamo che i ragazzi del 99. In realtà lo zio Guido perse in quei mesi convulsi la gavetta e fu un altro soldato a donargli la sua, non prima di aver inciso il nome a futura memoria. Poi questo oggetto ripartì per la seconda guerra nello zaino del papà del presidente Caldato. Altre storie di sangue e di morte, a dimostrazione che l'orrore di inizio secolo non aveva insegnato nulla. Ed è in fondo per questo che la gavetta è tornata a casa e che viene custodita di generazione in generazione. La teniamo sempre con un ricordo particolare, e soprattutto per me, che sono uno che ci crede alla nostra patria, che ama l'Italia, insomma. Come
Come sempre segnalateci i vostri oggetti della Grande Guerra, potete vedere come sempre in sovraimpressione i contatti, sms e whatsapp al 340 321 8728 oppure una mail a treviso@antena3.it. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione a partire dalle ore 13, subito dopo di noi, un tema scottante, le bollette perché aumentano continuamente, c'è stata l'ultima stangata dal 1° luglio. Ospiti in studio Walter Rigobon, presidente di Adiconsum Veneto, Franco Zanatta, presidente di Contarina SPA e Loris Rui, responsabile e coordinatore CAEM Energia di Confartigianato Vicenza. Potete come sempre intervenire in diretta allo 0422 1626 798 oppure ponendo le vostre domande, le vostre considerazioni sulla pagina Facebook di Antenna 3. Poi questa sera 20:10 per parlare di turismo e non solo, perché si parla ovviamente della vigilia della decisione di Cortina del CONI su eventualmente Cortina 2026 Olimpiadi invernali, ma anche del caso Marmolada, e lo facciamo con l'assessore regionale al turismo Federico Caner e il sindaco di Roccapietro, che avete visto anche nel servizio di oggi, Andrea De Bernardine. Poi alle 21:15 come sempre torna Ring, la politica alle corde, quindi il nostro talk show della politica, i temi ce ne sono tanti sul piatto, ne parleremo con Enrico Zanetti, tra gli altri con Enrico Zanetti di Noi con l'Italia, l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia, l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La settimana inizierà all'insegna del bel tempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 9 luglio. Sul Veneto bel tempo, specie nella prima parte della giornata, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio però si accenderà l'instabilità soltanto sui rilievi del Bellunese e su quelli del Vicentino, con qualche rovescio o temporale associato. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Sarà una bellissima giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque, con qualche innocuo addensamento. Non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione, dove a prevalere sarà il sole. Ampio soleggiamento dunque, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.